Buongiorno, in questa bellissima giornata primaverile siamo qui a Mottacamastra, 28 aprile 2023, con il sindaco Blancato che appunto si ricandiderà per questo speciale elezioni 2023 Mottacamastra. Sì, buongiorno a tutti. Io devo ringraziare innanzitutto tutti i miei collaboratori, consiglieri e assessori per la ennesima fiducia che mi stanno dando per la seconda tornata elettorale di questo quinquennio, e quindi voglio ringraziare anche i sostenitori esterni che non sono qui presenti per portare avanti quel programma che io ho innescato nella precedente amministrazione, perché non è facile oggi concludere un programma nei 5 anni, quindi mi spero di concludere quello che abbiamo messo sul campo io e la mia giunta e i consiglieri comunali, e di questo ne sono orgoglioso. Per quanto riguarda invece quello che si è fatto, potete trovare tutto sul sito istituzionale del Comune, la relazione di fine mandato trasmessa alla Corte dei Conti, dove ci sono ben 180 e passa interventi tra realizzati e iniziative di tipo politico che riguardano l'intero territorio di Mottacamastra. Sono orgoglioso di essere candidato, spero di poter assumere ai miei compiti come ho fatto in passato. È chiaro che c'è bisogno di collaborazione, tant'è che abbiamo anche dei nuovi entri. Parlo di Daniela Giardina, Livio Lo Monaco e Roberto Lo Giudice e Patrick Cosentino, che hanno voluto fortemente condividere il nostro progetto politico, perché è chiaro che ci vuole anche del nuovo nelle precedenti amministrazioni. Ringrazio anche coloro che durante questi 5 anni si sono allontanati dal gruppo politico, però anche loro mi hanno dato la possibilità di fare il sito questi 5 anni, e quindi io li ringrazio di quello che hanno potuto fare in questo periodo. E ringrazio pure coloro che non sono ricandidati per la collaborazione che hanno avuto sempre per questa amministrazione. Non dimentichiamo che il Consiglio Comunale di Mottacamastra, grazie a tutti i consiglieri, non c'è stato mai un rinvio, anche da parte delle opposizioni, i quali con dignità hanno condiviso le nostre idee e facendo pesare anche il loro ruolo politico. E voglio ringraziare sia il consigliere Bartucciotto, il consigliere Indiana Eugenio e la signora Daniela Giardina, che oggi fa parte del mio gruppo. Devo dire che è stato un consiglio comunale dignitoso, che forse altri ci invitano nella valle, perché è sempre stato fatto all'insegna della correttezza, del rispetto reciproco e dell'educazione, soprattutto nei confronti delle istituzioni. Ringrazio pure tutti i dipendenti comunali che mi hanno collaborato, il segretario comunale, dottoressa Crisa Fulli, perché tutto questo si è potuto fare perché ho avuto una collaborazione a 360 gradi da parte di tutti. Non ho parole per poterli ringraziare. Speriamo di poter fare una campagna elettorale pulita, trasparente, all'insegna della condivisione del programma, senza che ci siano liti. Non sappiamo ancora chi è il nostro avversario, lo aspetteremo entro il 3. E quindi io invito tutti, sia i consiglieri che mi stanno elogiando di questo incarico e sia anche la controparte, di fare una campagna pulita all'insegna della civiltà, senza fatti personalistici, perché con la politica i fatti personali si devono mettere da parte. Un messaggio alla sua comunità. Alla mia comunità non posso chiedere che scusa di quello che non ho fatto, perché è chiaro che non ho potuto accontentare tutte le richieste che ci sono state, però è un mio impegno, come al solito, portare avanti tutte le iniziative, quindi io posso che chiedere scusa alla comunità. È un augurio, dico, che nella prossima tornata elettorale, se io sarò ricandidato a sindaco, possa assolvere a quelli che erano gli impegni assunti, perché le difficoltà sono oggettive, non è che un sindaco una cosa non lo vuole fare perché non la fa perché tizio caio. Certe volte sono o per mancanza di fondo, perché non c'è lo strumento urbanistico, non c'è il vincolo del tizio, il vincolo caio, quindi me ne scuso pubblicamente di quello che non ho fatto in questi 5 anni con tutti. E con questa promessa, dalla Rocca di Mottacamastra, qui alle nostre spalle, è tutto. Una buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata e buona campagna elettorale ai consiglieri che fanno parte della mia coalizione e anche alla prossima squadra che attenderemo di conoscere.